ascoltatori, benvenuti alla trasmissione del Movimento Giovani Padani della Martesana, sempre solo sulle frequenze di Radio Padania Libera. In studio, come tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16, vi terrà compagnia la vostra Magda Beretta da Senago. E insomma oggi è una giornata molto molto importante per noi leghisti, noi della Lega Nord. Il 15 settembre non è una data da poter dimenticare. Cosa accadde il 15 settembre del 1996, quindi esattamente 20 anni fa? Ci fu la dichiarazione di indipendenza della Padania. Una data storica importante che ha segnato l'inizio e l'avviamento di un sogno avviato appunto da Umberto Bossi. Quindi direi che non potevo esentarmi quest'oggi da farvi sentire appunto la dichiarazione di Umberto Bossi del 15 settembre del 1996. Ascoltiamo. Ecco Bossi che sta per leggere, ci risentiamo fra poco per commentare le sue parole e questa lettura di indipendenza. Dichiarazione di indipendenza e sovranità della Padania. Noi, popoli della Padania, convenuti sul grande fiume e in Venezia, dall'Emilia, dal Friuli, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalle Marche, dal Piemonte, dalla Romagna, dal Sud Tirolo, Alto Adige, dalla Toscana, dal Trentino, dall'Umbria, dalla Val d'Aosta, dal Veneto e dalla Venezia Giulia, riuniti oggi, 15 settembre 1996, in Assemblea Costituente, affermiamo e dichiariamo: quando nel corso degli eventi umani diventa necessario per i popoli sciogliere i vincoli che li legano ad altri, costituirsi in nazione indipendente e sovrana ed assumere tra le nazioni della terra il ruolo assegnato loro dal diritto naturale di autodeterminazione, il rispetto che si deve all'opinione della società internazionale e dell'umanità intera, richiede che essi dichiarino le ragioni che li hanno costretti alla separazione. Da tempo immemorabile abitiamo, dissodiamo, lavoriamo, proteggiamo ed amiamo queste terre tramandateci dai nostri avi, attraversati e dissetate dalle acque dei nostri grandi fiumi. Qui abbiamo inventato un modo originale di vivere, di sviluppare le arti e di lavorare. Noi apparteniamo ad un'area storica, la Padania, che sotto il profilo socio-economico è fortemente integrata al suo interno, pur nella riconosciuta e rispettata diversità dei popoli che la compongono. Queste terre sono unite da legami tanto profondi quanto quelli delle stagioni che le governano, degli elementi che le plasmano, delle genti che le abitano. Noi quindi formiamo una comunità naturale, culturale, socio-economica fondata su un condiviso patrimonio di valori, di cultura, di storia e su omogenee condizioni sociali, morali ed economiche. La Padania è il nostro orgoglio, la nostra grande risorsa, la nostra unica possibilità di esprimerci liberamente nella pienezza delle nostre nature individuali e del nostro sentire collettivo. La storia dello Stato italiano è diventata al contrario storia di oppressione coloniale, di sfruttamento economico e di violenza morale. Lo Stato italiano ha sistematicamente occupato nel tempo, attraverso il suo apparato burocratico, il sistema economico e sociale della Padania. Lo Stato italiano ha sistematicamente annullato ogni forma di autonomia e di autogoverno dei nostri comuni, delle nostre province,
e dalle nostre regioni. Lo Stato italiano ha compromesso la serenità delle generazioni future della Padania, dilapidando enormi risorse in politiche truffaldine, assistenzialiste, clientelari e criminali che hanno portato la Padania e l'Italia in una situazione fallimentare ormai irreversibile. Lo Stato italiano ha costretto con l'inganno i popoli della Padania a soggiacere al sistematico sfruttamento delle risorse economico-finanziarie prodotte dal lavoro quotidiano per sperperarle nei mille rivoli dell'assistenzialismo clientelare e mafioso del Mezzogiorno. Lo Stato italiano ha deliberatamente tentato di sopprimere le lingue e le identità culturali dei popoli della Padania attraverso la colonizzazione del sistema pubblico di istruzione. Lo Stato italiano ha imposto ai popoli della Padania l'applicazione delle sue leggi inique attraverso una magistratura selezionata con criteri razzisti. Lo Stato italiano ha cercato di dominare i popoli della Padania affidando compiti e funzioni di ordine pubblico e di sicurezza a prefetti e forze di polizia garante del più odioso centralismo coloniale. Lo Stato italiano ha espropriato i popoli della Padania del potere costituente e si mostra sordo al grido di protesta che si alza sempre più alto. Per queste ragioni noi siamo intimamente convinti che ogni ulteriore permanenza della Padania all'interno dei confini dello Stato italiano significherebbe lasciar spegnere lentamente ogni speranza di rinascita e annientare l'identità dei popoli che la compongono. Noi siamo consapevoli che la Padania libera ed indipendente diventerà il riferimento politico ed istituzionale per la costruzione dell'Europa delle regioni e dei popoli. Noi siamo convinti che la Padania libera ed indipendente saprà garantire un contributo decisivo alla cooperazione, alla tolleranza ed alla pace tra i popoli della terra. Noi oggi rappresentiamo qui riuniti l'ultima speranza che il regime coloniale romano che opprime la Padania possa presto finire. Noi, popoli della Padania, poiché il coraggio e la fede di chi ci ha preceduto nella lotta per la libertà dei popoli sono nostro retaggio e debbono indurci e farci irrevocabilmente carico del nostro destino, poiché vogliamo che i nostri atti siano guidati dal rispetto che dobbiamo a noi stessi, ai nostri avi e ai nostri figli, poiché riconosciamo l'inalienabile potere sovrano di ogni popolo a decidere liberamente con chi stare, come e da chi essere governato, poiché affermiamo il nostro diritto e la nostra volontà di assumere i pieni poteri di uno Stato, prevalere tutte le imposte, votare tutte le leggi, firmare tutti i trattati. Allora, poiché la Padania sarà tutti coloro, uomini e donne che la abitano, la difendano, la riconoscono, e poiché costoro siamo noi, poiché è infine giunta l'ora di avviare la grande impresa di far nascere questo nuovo paese che noi battezziamo oggi con il nome di Padania, in nome e con l'autorità che ci deriva dal diritto naturale di autodeterminazione e dalla nostra libera coscienza, chiamando per voce dalle nostre libere istituzioni l'insegnamento di amore per la libertà e di coraggio dei padri padani, a testimone dell'onestà delle nostre intenzioni. Noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo: la Padania è una repubblica federale indipendente sovrana.
Rieccoci di nuovo in studio dopo aver sentito insomma il memorabile discorso di Umberto Bossi del 15 settembre del 1996. Credo che questo discorso sia nel cuore di tutti noi, di tutti voi cari amici ascoltatori, sia per chi all'epoca l'ha vissuto e anche per chi l'ha ascoltato dopo qualche anno come la sottoscritta. Insomma, ormai questo discorso me lo porto sicuramente nel cuore e ognuno deve portarlo nella propria attività politica quotidiana. E insomma, oggi ci tenevo a farvi ascoltare questo contributo perché non a caso quest'anno la data dell'evento di Pontida, la manifestazione federale della Lega Nord, è stata scelta proprio in memoria di questi 20 anni trascorsi dalla famigerata dichiarazione di indipendenza della Padania del 15 settembre del 1996. Oltre alla tematica relativa al ricordo di pronto? Già in linea. Sì, mi hanno dato subito la linea. Prego. Pronto? Pronto, aspetta, Pronto. Carino. Ok. Pronto? Ok, buongiorno. Con chi ho il piacere di parlare? Senta, io ho fatto un SMS e ho sbagliato il numero. Cos'è il numero per l'SMS per gli euro? Ah, per gli euro è 499 123. 499 123. 123, sì. Perfetto, grazie. Perfetto, niente, arrivederci. Niente, stavamo dicendo, un'altra chiamata in linea? No, ok. Stavamo dicendo, quest'anno non a caso è stato scelto il prossimo weekend come data per la manifestazione federale per Pontida, che si terrà da venerdì 16, quindi da domani partirà la nostra manifestazione e si concluderà domenica 18. Oltre alla tematica relativa al ricordo e insomma al compleanno di questi 20 anni dalla dichiarazione di indipendenza della Padania del 15 settembre del 1996, l'altro tema principe della manifestazione sarà donne e uomini liberi votano no. Ovviamente il riferimento al famigerato referendum costituzionale che in teoria oggi questa mattina leggevo i giornali, finalmente il governo dovrebbe pronunciarsi il 26 di settembre sulla data tanto attesa per l'indizione del referendum. Comunque torniamo alla nostra manifestazione, la manifestazione più importante storicamente della Lega Nord, che è quella di Pontida. Partirà domani dalle ore 11, si terrà una convention con i governatori Luca Zaia, governatore del Veneto, Roberto Maroni, governatore della regione Lombardia, e il governatore Giovanni Toti, governatore appunto della regione Liguria, in sala consigliare Pinamonte da Vimercate di via Lega Lombarda 52, ovviamente a Pontida. Sarà presente anche il segretario Matteo Salvini. Poi, sempre domani sera alle 20:30 si terrà un convegno tenuto da Roberto Marcato, Mario Borghezio e Fabrizio Cecchetti dal titolo Libertà, identità e sovranità. Quindi verranno toccate diverse tematiche molto importanti già nella giornata di domani. Ma passiamo a sabato 17, che è la giornata più importante per noi giovani padani, perché nel pomeriggio si terrà verso le ore 14 l'assemblea federale del Movimento Giovani Padani dal titolo C'è chi dice Nord, insomma un titolo estrapolato dalla famosa canzone di Vasco Rossi C'è chi dice no, per insomma far sentire la nostra voce e rilanciare i temi politici giovanili, facendo sentire insomma che è ancora viva e ben presente una questione settentrionale. Quindi siete tutti invitati. Alle ore 14 di sabato 17 settembre si terrà il congresso federale del Movimento Giovani Padani e subito dopo la pubblicità, tra l'altro, avremo il piacere di avere in collegamento il nostro coordinatore nazionale
del Movimento Giovani Padani della Lombardia, che ci illustrerà su quanto si terrà al Congresso federale dei giovani. Alle ore 20:30 di sabato 17 ci sarà un dibattito dal titolo No Referendum, con come relatori gli esperti della materia appunto in oggetto, che sono Roberto Carderoli, Stefano Bruno Galli e Cesare Castelli, sindaco di Ascoli Piceno. Entrambi gli eventi si terranno presso il tendone dell'area festa di Pontida in via Bergamo, angolo via Convento, quindi, e durante tutta la giornata, anche di sabato, sarà presente il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. E poi, insomma, l'appuntamento di cui siete sicuramente tutti a conoscenza, domenica 18 sul nostro pratone ci ritroveremo come sempre fratelli sul libero scuola. Alle ore 10:30 si terranno gli interventi di tutti gli esponenti della Lega e intorno alle ore 12 si terrà l'intervento del nostro segretario federale Matteo Salvini. Quindi nessuna scusa, tutti presenti come sempre, pioggia, vento, sole, dobbiamo essere tutti presenti per sostenere il nostro movimento politico. Tra l'altro, essendo della provincia organizzativa della Martesana, tendo a ricordare che per domenica 18 settembre abbiamo organizzato anche noi dei pullman che faranno le seguenti tappe, quindi se qualcuno dovesse essere interessato ci contatti. Alle ore 8 il pullman passerà nella città di Melegnano in via Montorfano, alle 8:30 passerà alla stazione di Cologno Nord, la fermata della metro verde di Cologno Nord in via Pascoli, quindi a Cologno Monzese logicamente, e alle 8:50 invece ci sarà l'ultima tappa presso la fermata autostradale direzione A4 Venezia. Quindi insomma, se qualcuno dovesse essere orfano di passaggio, ci contatti che sarà sicuramente un piacere ospitare anche insomma qualcuno che non è ancora riuscito a iscriversi. Quindi insomma abbiamo aperto con questo ricordo importante, perché la giornata di oggi insomma è assolutamente da ricordare e lo faremo durante tutto il weekend di Pontida, e quindi insomma ci tenevamo ad aprire con questo ricordo importante. Voi rimanete sintonizzati con noi che subito dopo la pubblicità continueremo a parlare di Pontida e di molte news sul territorio. A tra poco. Venghino signori imprenditori avanti! Sono con noi il domatore di clienti, l'acrobata delle consegne, il lanciatore di preventivi! Se anche per te il mondo del lavoro è un circo, scegli 30 anni di affidabilità, performance e comfort del pick-up Mitsubishi L200 da 19.900 euro o con leasing da 299 euro al mese, TAEG 646, con assicurazione furto incendio oltre al super ammortamento del 140%. Mitsubishi L200, professione pick-up. Info su mitsubishi-auto.it. La Opel Corsa Bicolor invece cos'ha? Ha da fare nel pomeriggio? No, perché? Allora, fari a LED, cerchi in lega, radio Bluetooth, cruise control, clima, sterzo city mode, black pack, fendi nebbia, volante in pelle, sedili sportivi. Con Opel Corsa Bicolor, da oggi il meglio è di serie. A 9.950 euro. Opel Corsa, il nuovo OO da Opel. Porte aperte sabato e domenica. Oh. Padania Libera. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi.
Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci di nuovo in studio con la vostra Magda Beretta e la trasmissione del Movimento Giovani Padani della Martesana. Stavamo mandato in onda nella prima parte la dichiarazione di indipendenza della Padania. Abbiamo parlato un po' di come si svolgerà in tutte le sue tappe le 3 giornate di Pontida di quest'anno. Ma abbiamo una chiamata in linea. Pronto? Pronto, ciao Magda, Buongiorno. Sono Claudio di Chignolo Po. Prego, buongiorno Claudio, Ciao, grazie senti. per aver atteso durante lo stacco Sì, ho atteso un pubblicitario. po', ma non c'è problema, noi attendiamo sempre, abbiamo pazienza, perché volevo ringraziarti perché tutti quelli come te, che tra l'altro sei giovani, si sono ricordati del 15 settembre del 96. Io della sezione di Pieve Porto Morone naturalmente ero lì, l'ho vissuta dal venerdì alla domenica. E quando sento la voce di Umberto Bossi e quella dichiarazione mi viene ancora la pelle d'oca. Ci credo. Volevo rivolgermi a tutti quelli che ti ascoltano dal sud tramite il digitale terrestre sul canale 740. Sì. Volevo dire, cari amici del sud, vedete, la Lega Nord ha fatto tanti passaggi nella sua storia politica, tra cui anche quella della dichiarazione di indipendenza, perché non c'era un'alternativa. Voi avete avuto la possibilità di sostenere il nuovo segretario federale Matteo Salvini e ce l'avrete ancora. Mi raccomando, non deludetelo e non deludeteci noi del Nord, come avete fatto nelle ultime elezioni, perché altrimenti purtroppo l'unica soluzione sarà quella di rinnovare ancora una dichiarazione di indipendenza. Non ci sono alternative, però quelli del Sud, che noi amiamo, ai quali vogliamo bene, devono darci una mano. Da soli non ce la facciamo, dobbiamo unirci contro l'Europa non dei popoli ma delle banche e tutto quello lobby. che c'è contro. Grazie Vi ringrazio Claudio, un e buona abbraccio, ci Padania vediamo a a tutte e Pontida buon allora. 15 settembre a tutti. Ciao. Grazie anche a te. Ti ringrazio per le tue parole. Sicuramente dalle parole del nostro ascoltatore emerge il fatto che anche da questa dichiarazione di indipendenza della Padania, da cui sono passati 20 anni e da questi 20 anni si sono susseguiti 3 segretari federali e la Lega Nord ha intrapreso strategie e linee differenti, c'è e permane una questione settentrionale, come c'è e permane una questione meridionale. Quindi condivido il discorso che ha fatto Claudio, bisogna unirsi per ottenere noi dei risultati e anche loro dei risultati. Abbiamo un'altra chiamata in linea, no? Alessandro, ok, allora un secondo. Volevo leggere un paio di SMS che ci sono arrivati. Ci scrive un ascoltatore anonimo e dice Bossi però alleandosi con Forza Italia nel corso della storia con AN non è riuscito a portare a casa nulla, no? Nemmeno il federalismo. E quindi qual è la strada giusta che chiedo al nostro ascoltatore per ottenere i nostri obiettivi? Questa è la domanda che pongo al nostro ascoltatore, appunto, che ci ha mandato l'SMS. Poi leggo il messaggio di Ross da Sesto Calende, meravigliosa e commovente, ovviamente in riferimento alla dichiarazione di indipendenza della Padania. Spero che nessuno di noi dimentichi quelle parole. Grazie. Un abbraccio a Ross. Io vi ricordo intanto che
abbiamo in collegamento la nostra Alessandra Magro da San Giuliano. I numeri per intervenire, che sono lo 0266 20 35 29 per intervenire in diretta e dire la vostra sull'argomento del giorno, oppure mandateci un SMS che, come vedete, verrà prontamente letto in diretta dalla sottoscritta al 346 64 277 56. Ma insomma, colleghiamoci un attimo con il territorio della provincia organizzativa della Martesana e più precisamente con l'assessore Alessandra Magro di San Giuliano Milanese. Buongiorno Alessandra. Ciao Magda, buon pomeriggio a tutti. Ciao Alessandra, allora raccontaci un po', insomma, a giugno, come abbiamo più volte ricordato, anche perché spesso e volentieri fai parte della conduzione di questo programma, abbiamo espugnato dopo 70 anni il comune di San Giuliano Milanese e la nostra Alessandra è stata premiata per l'impegno ed è insomma diventata assessore. Ci ricordi le deleghe che hai, che al momento mi sfuggono, perdonami? Sì, cultura e istruzione, pari opportunità, URP e servizi demografici. Spaziamo un po' dalla nascita e oltre. In tutte le fasi della vita dei cittadini, esatto. Insomma. Noi della Martesana, come vedete, abbiamo deciso di puntare a formare la futura classe dirigente e Alessandra sta veramente svolgendo un ottimo lavoro. Allora Alessandra, raccontaci un po' cosa stai facendo a San Giuliano, cosa accadrà nei prossimi giorni. So che c'è la festa del paese, correggimi se sbaglio. Cosa sta facendo la giunta di Marco Segala? Stiamo lavorando alacremente, abbiamo approvato il piano per il diritto allo studio lo scorso 9 di settembre, quindi in anticipo rispetto agli altri anni. Questo è già un primo segnale di cambiamento. Assolutamente, scusa se ti interrompo, perdonami, no. Ma nel mio comune, per farvi capire il livello, ma più o meno avviene in quasi tutti i comuni mediamente governati dalla sinistra, il piano di diritto allo studio per l'anno in corso viene approvato alla fine dell'anno scolastico. Quindi siamo assolutamente controtendenza e questo fa capire qual è la differenza tra un'amministrazione in cui c'è il colore verde, diciamo, all'interno della giunta o meno. Continua pure, scusami se ti ho interrotto. No, figurati. E poi abbiamo in programma le nostre feste a partire da questo weekend, sabato e domenica. Noi abbiamo la rievocazione storica per la battaglia dei giganti, una battaglia che ci fu nel 1515 proprio qui sui nostri territori, e quindi è consuetudine fare la rievocazione. E appunto domenica pomeriggio rievocheremo l'evento. Abbiamo poi allestito una serie di corner in giro per la città, alcuni si possono trovare presso il nostro municipio, un altro spazio è in biblioteca e un altro sarà allestito in una cascina qui vicino, dove quindi tutti i cittadini potranno toccare con mano e vedere questi pannelli illustrativi che raccontano proprio i momenti della battaglia. Ho capito. E poi, quindi insomma, una cosa un po' diversa rispetto agli altri anni. Poi ci sarà la nostra festa in città, la festa del paese, a cavallo tra fine settembre e la prima settimana di ottobre, con qualche novità. Quest'anno abbiamo introdotto uno spazio per i bambini e il sabato 1° ottobre al pomeriggio verrà allestito in piazza verrà allestito tutta una serie di giochi di una volta, quindi giochi in legno proprio dedicati ai più piccoli. E poi avremo anche uno spettacolo teatrale in dialetto milanese, sabato 8 e domenica 9, che verrà messo in scena da una compagnia qui del territorio, sempre per dar spazio agli artisti locali. Il tutto nell'ottica del tema di questo primo anno di mandato, che è il tema delle nostre radici, la riscoperta delle nostre radici, ecco. Ho capito. Bene, molto bene. Tra l'altro sfrutto l'occasione, dato che sei in collegamento con noi, hai parlato prima di diritto allo studio, insomma, volevo chiederti qual è la differenza tra magari un piano di diritto allo studio presentato da un'amministrazione di sinistra rispetto a quella diciamo di impronta di centrodestra, o nel tuo caso, insomma, dato che sei tu l'assessore alla partita, di matrice leghista. So che insomma hai inserito all'interno del piano di diritto allo studio dei provvedimenti, chiamiamoli così, di anche forte matrice territoriale, cioè di uno studio di un ritorno alle origini.
La differenza principale, diciamo, è proprio l'introduzione di un tema per ogni anno di mandato. Il tema scelto quest'anno, come dicevo prima, è la riscoperta delle proprie radici, quindi da qui già si può evincere un po' la componente politica, se vogliamo dirla così, per cui i ragazzi verranno coinvolti in tutta una serie di progetti che mireranno proprio a riscoprire le nostre tradizioni. È un esempio tra tanti. Per Carnevale abbiamo in mente un concorso che avrà come tema la riscoperta delle maschere carnevalesche lombarde, Certo. piuttosto che una serie di percorsi guidati sul territorio, perché abbiamo comunque un patrimonio storico e artistico rilevante che ci invidiano un po' da tutto il mondo, ma di cui noi spesso ci dimentichiamo. Altre novità riguardano la sfera della legalità. Abbiamo la cui caratteristica principale è quella di portare l'esperienza diretta, quindi i ragazzi avranno modo di confrontarsi con chi veramente ha vissuto determinate esperienze. Nell'ambito della legalità parliamo di detenuti o ex detenuti, anche minorenni, ma poi c'è anche tutta la partita dei disturbi alimentari, del tema del bullismo, cercare di trasmettere un messaggio che vada nella direzione di intraprendere un percorso basato sulla alimentazione corretta, comunque sulla tutela della salute in generale, lo sport, l'importanza anche della lingua straniera, perché comunque Milano, poi anche la Lombardia, viviamo sicuramente in un territorio in cui è fondamentale anche sapersi relazionare proprio come momento di crescita, no? Anche per avere un bagaglio personale che ci possa rendere più competitivi, ecco. Certo, certo. Bene, insomma, quindi direi che mi premeva far emergere e ci sei riuscita in toto ad essere esaustiva e rispondere alla mia domanda, far emergere la differenza tra un'amministrazione di sinistra e un'amministrazione di centrodestra. Lo si vede anche in queste piccole cose, come può essere il piano di diritto allo studio, cioè la cultura è fondamentale Certo. per far capire ai nostri ragazzi, che sono il nostro futuro, come potrà essere il loro futuro partendo dalle loro radici, insomma. Quindi direi che state svolgendo veramente un lavoro eccellente. Mi farebbe molto piacere magari settimana prossima avere l'altra nostra assessora, la Nicole Marnini, che è sempre assessora a San Giuliano, che spesso conduce anche lei questa trasmissione con me e te e Nicole Pignarca, per raccontarci un po' com'è andata la vostra festa, insomma, che sicuramente è un ritorno alle origini, far capire ai cittadini da dove vengono e insomma far capire a tutta la cittadinanza quanto è importante sapere la propria storia e avere coscienza delle proprie origini culturali, no? Delle proprie tradizioni. Assolutamente. Bene, Alessandra, io ti ringrazio, ti lascio perché so che tra poco è giunta e ti ringrazio per essere intervenuta. Quindi un caro saluto a tutta la giunta di San Giuliano e vi auguriamo buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a te. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ci vediamo a Pontida. Grazie all'intervento della nostra Alessandra Magro. Io vi ricordo appunto il numero per intervenire, dato che mancano insomma ancora pochi minuti alla conclusione della nostra trasmissione. Per intervenire in diretta e dire la vostra sulla Pontida 2016 0266 20 35 29 oppure mandatemi un sms al 346 64 277 56. Diciamo che alle porte di questa 3 giorni di Pontida, ma soprattutto alle porte del Congresso Federale dei Giovani Padani, c'è un gadget che ha suscitato forti reazioni, diciamo, ecco, che sarebbe una t-shirt di cui tra poco vi parlerò subito dopo la chiamata che abbiamo in linea. Pronto? Ciao Magda! Ciao Matteo! Oh carissimo! Quando si parla di Pontida, come non posso pensare a te? Sì, infatti. Quest'anno, infatti, raccontaci come sarà la tua Pontida. Ci delizierai ancora con la tua voce? Sì, quest'anno avevo ancora l'onore di cantare Va Pensiero e quindi sono contentissimo di farlo, riconfermarsi davanti a 100.000 persone non è facile, quindi ho bisogno di tutto il vostro supporto e calore. E ce l'avrai come sempre?
Ci sarà anche una soprano, si chiama Tatiana Bianchin, una veneta, una leghista anche lei molto brava, quindi ci ascoltiamola e senz'altro ci divertiamo. Quindi quest'anno saremo omaggiati da una doppia voce, insomma. Sì. Bene, bene, mi fa molto molto piacere, guarda. Sicuramente Pontida non è Pontida senza la voce del nostro Matteo Tiraboschi, questo è poco ma sicuro. Grazie, spero di abbracciarvi tutti là, veramente. Assolutamente, guarda, ci incroceremo sicuramente e verrò a salutarti, assolutamente. Quindi, e l'invito è esteso assolutamente a tutti per conoscere il nostro Matteo, che è bravissimo, e quindi cercate di arrivare presto domenica mattina a Pontida per ascoltare Va Pensiero cantato dal nostro Matteo, giusto? Senz'altro, sì, certo, ovviamente non si può mai che ti manca, bisogna essere a tutti. Perfetto, grazie Matteo, un abbraccio, grazie ancora per avermi chiamato. A voi, ciao. Ciao, un abbraccio. Insomma, dicevamo, c'è un gadget, appunto una maglietta che ha suscitato sui giornali, sulla stampa, proprio ieri un certo scompiglio, no? Questa t-shirt riporta un ritratto di Papa Francesco, quindi il nostro attuale pontefice, dipinto come l'urlo di Munch, e a fianco c'è scritto "Il mio Papa è benedetto", no? Quindi una chiara provocazione nei confronti di Papa Bergoglio, dato che insomma proprio nelle scorse settimane diciamo che sono emerse tutta una serie di come si può dire, tutta una serie di tesi relative al fatto che Papa Ratzinger sia stato in qualche modo vittima di un complotto, no? Un papa che era fortemente anti-islamico, un papa che parlava chiaro, che casualmente si è trovato a dimettersi, no? Diciamo che le dimissioni di Ratzinger ci hanno sempre un po' tenuto, quantomeno, diciamo, hanno fatto aprire un piccolo sospetto, no? Ma leggiamo l'articolo. Il mio Papa è benedetto, a Pontida le t-shirt della Lega Nord contro Papa Francesco. Matteo Pandini, giornalista bergamasco, pubblica su Libero questo articolo sulle particolari magliette ideate dal Movimento Giovani Padani che saranno in vendita al raduno della Lega Nord a Pontida. Ci saranno le consuete magliette con la ruspa, certo, che per l'occasione avranno anche il faccione di Matteo Salvini e lo slogan "con la ruspa in tangenziale andiamo a governare". Come sapete, insomma, questo è lo slogan che va di moda tra i ragazzi ultimamente, frutto di una hit estiva, e quindi che il nostro segretario federale simpaticamente ha riadattato alla causa leghista contro il governo. Però il piatto forte della Pontida 2016 saranno le t-shirt in onore di Ratzinger, ideate dal Movimento Giovani Padani, che sabato celebrerà il suo terzo congresso accanto al padrone del raduno. Le magliette offrono il volto di Bergoglio e la scritta "Il mio Papa è benedetto". Colore blu, lettere e immagine bianca, costa 10 euro, quindi iniziamo ad informarvi sul costo. I leghisti ne hanno stampate 1 migliaio e sperano vadano a ruba, così da riproporle anche nella kermesse dei prossimi mesi. Si tratta dell'ennesimo omaggio del Carroccio al predecessore dell'attuale pontefice, perché secondo il commissario dei ragazzi salviniani Andrea Crippa, Francesco non sta difendendo la civiltà occidentale e la libertà. E poi chiediamo che ascolti di più Ratzinger, che ha sempre fatto di tutto per chiarire i rischi dall'Islam, come dimostra il discorso di Ratisbona, dice Crippa. Lo stesso Salvini, specialmente durante alcuni comizi estivi, ha criticato Bergoglio per alcune dichiarazioni su Islam e accoglienza degli immigrati. La maglietta non avrà simboli di partito, così da renderla appetibile anche da chi non fa parte della parrocchia dei Lombard. E tutto sommato, giurano in via Bellerio, intende omaggiare Ratzinger senza essere insolente nei confronti di Francesco. Quindi, insomma, questa maglietta, questo gadget lanciato in questi giorni da noi, sta iniziando a sollevare le prime polemiche, se così le vogliamo definire, in merito, insomma, al messaggio che giustamente il Movimento Giovani Padani vuole lanciare, no? Il Papa
non vuole essere offensiva contro Papa Francesco, quindi l'attuale pontefice, ma sicuramente va dato un segnale forte. Va dato un segnale forte perché rispetto al suo predecessore, Papa Francesco tiene delle posizioni nettamente distanti, ed è oggettiva questa cosa, rispetto a quelle della Lega Nord. Quindi abbiamo voluto, insomma, in qualche modo omaggiare Ratzinger in questo modo. Bene, quindi insomma domenica ci sarà questo importantissimo appuntamento. Qua vorrei sapere un po' cosa ne pensate della Pontida 2016. Vi ricordo il numero per chiamare, che è lo 0266 20 35 29. Questa sarà una Pontida molto importante, appunto perché ricorderemo la celebrazione di questi 20 anni dalla dichiarazione di indipendenza della Padania, e poi perché ovviamente il tema sarà donne e uomini liberi votano no. Donne e uomini liberi votano no, ovviamente la campagna che sta intraprendendo la Lega Nord è quella in vista del referendum costituzionale, no? Tutti siamo chiamati a votare no, ovviamente, contro il regime renziano che insomma per anni siamo stati abituati a sentirci dire, no? Che questa Costituzione era perfetta, era bellissima, era fantastica. Addirittura personaggi della portata di Roberto Benigni venivano pagati fior di migliaia di euro per spiegarci in lunghissime serate di dirette RAI come è bella e fantastica la nostra Costituzione, perché è scritta grazie al sangue dei partigiani. Poi è arrivato Renzi e adesso invece appunto Roberto Benigni a dire quanto è brutta la Costituzione, no? Quindi insomma questo è quantomeno discutibile come atteggiamento, no? Volevo, infatti, sentiamo un po', vorrei sapere cosa ne pensate anche voi in merito alla battaglia, insomma, che si terrà da qui ai prossimi mesi. Ricordo che stamattina è proprio fresca la notizia. Pare che finalmente il 26 di settembre il governo deciderà che tipo di strategie, quale sarà la data di indizione del referendum. Quindi insomma attendiamo dopo mesi che finalmente venga decisa la data del famigerato voto, per cui Renzi ha promesso che se perderà il referendum, quindi vincerà il no, si dimetterà sarà dimissionario da questo governo. Quindi insomma sarebbe anche carino vedere se effettivamente poi si dimetterà o meno, no? Questo sarebbe molto interessante da vedere. Mi scrive Carla, mi dispiace cara Carla, è un po' che non mi scriveva, quindi le mando un forte abbraccio e la saluto amorevolmente. Di nuovo lei, Beretta, la sua voce rauca di odio, lei è una mostra di odio. Addio, vabbè, addio Carla. Insomma, nessuno la obbliga a ascoltare la mia voce rauca, è la prima volta che sento dire che la mia voce è rauca, di odio, e quindi però un po' che non mi scriveva la buona Carla, quindi sono contenta che è tornata a risintonizzarsi su Radio Padania Libera. Poi scrive Walter da Cuneo: è da un po' di tempo che ci penso, di tombe papali ne rimane solo più una, sarà di due papi, sarà l'anticristo. Vabbè, chiedo a Walter magari di scrivere più chiaro il messaggio che voleva inviarci. Vi invito a mandarmi messaggi, insomma adesso piano piano stanno arrivando. Un altro messaggio mi scrive Claudio da Vimercate, dice: emozionante sempre ascoltare i messaggi il discorso di dichiarazione di indipendenza della Padania di Umberto Bossi, quindi saluto Claudio da Vimercate. Bene, noi siamo in chiusura, aspettiamo questo weekend a Pontida.
Da domani partirà appunto, come vi ho ricordato, la prima giornata di Pontida. Sabato si terrà il congresso federale dei giovani, siete tutti invitati, e domenica tutti a ritrovarci sul Pratone Fratelli sul Libero Suolo. Quindi ci vediamo tutti a Pontida e ci sentiamo giovedì prossimo. Un abbraccio. Avete ascoltato Giovani Padani?